Il confine, storia nord-est, un podcast di Amerigo Dorbolowec. Oggi non mi occuperò della solita storia delle valli del Natisone, ma di una storia, un racconto tratto dal libro All'ombra del Mataiur di Giuliano Citti, edito dalla KV Edizioni. Vincitore del premio letterario Settembrini nel 2023. All'ombra del Mataiur è una raccolta di 13 racconti, graffianti frammenti di vite di uomini e donne che vissero e ancora vivono in quella terra chiamata Benicia. Storie di un tempo andato, quando umani, piante e animali incrociavano il loro cammino nell'intricato sentiero dell'esistenza. All'arma bianca. Non importa la provenienza né l'origine di una storia, se sia vera o solo in parte, o solo frutto di fantasia. Quel che davvero importa è che sia in grado di coinvolgerci, di tenerci incollati ad una sedia, con l'orecchio ben teso ad ascoltarla, che crei quell'incertezza del come andrà a finire, ma soprattutto che regali emozioni, di gioia, di tristezza, di paura, non importa. Comunque emozioni, perché ormai sono merce rara. Sovente, nel mondo venatorio, capita di imbatterci nell'ascolto delle più incredibili e bizzarre avventure, che trattino di caccia o pesca. Queste storie, sussurrate in osterie cariche dall'odore di tabacco e vino, si impregnano di sfumature magiche, talvolta quasi leggendarie. La prima volta che la udii, non ci detti molto peso e la trovai solamente una grande bella storia. Ma con il passare del tempo, specialmente trascorso in osterie, fra cacciatori e boscaioli, mi resi conto che questa vicenda, sebbene raccontata da più persone, manteneva comunque i medesimi particolari. Incuriosito da ciò, decisi di andare a cercare la fonte originale, l'uomo che l'aveva vissuta o la mente che l'aveva partorita. Perciò, come un ricercatore, risalì il torrente fino alla sorgente, andando a interrogare colui che ne fu protagonista. Nelle pagine che seguiranno vi racconterò ciò che mi disse quel cacciatore dal capo ormai bianco, quell'uomo chiamato Bertai. Vorrei potervi dire che Bertai era un ragazzo come molti altri della sua età, forte e robusto, ma inizierei mentendovi. Quindi vi dirò le cose come stanno e come accaddero. Bertai non era un ragazzo come gli altri, né dimostrava l'età che aveva a dispetto dei suoi coetanei delle valli. Il ragazzo era gracile e piccolo, e le cose, con l'andare del tempo, certo, non migliorarono. Rimase sempre più basso degli altri e ciò gli procurò non poche prese in giro, in età fanciullesca, e non poche difficoltà nelle competizioni amorose. Questo avrebbe trasformato chiunque di noi nel più convinto degli insicuri, ma non lui. Infatti il ragazzo possedeva una volontà di ferro e, paragonato ai coetanei, aveva una determinazione e una tenacia senza rivali. Ciò non sfuggiva agli adulti del paese, che lo guardavano con occhi diversi, di chi vede qualcosa di forte che sta per nascere, occhi di approvazione. Ma alcuni ragazzi, che solitamente non brillavano né per sagacia né per maturità, insistevano invece a guardarlo dall'alto verso il basso, canzonandolo. Bertai, dal canto suo, continuava a condurre la sua vita aiutando come poteva il padre e il fratello maggiore. I lavori a casa erano molteplici, dal far la legna al gestire le manze, fino allo sfalcio dei prati. Questi, lontani e ripidi, battuti costantemente dal vento e in estati incendiati dal sole, erano i gialli prati del Mataiur,
la montagna che vegliava su tutta la valle. Lontana dalla borgata del ragazzo, lo costringeva ogni mattina alle prime luci dell'alba a lunghe camminate su per i sentieri, erti e sassosi. Lassù con il padre e Rick, suo fratello, Bertaj falciava senza sosta, fino a quando le campane dei paesi a valle suonavano il mezzogiorno. Solo allora si poteva finalmente fermare e all'ombra di qualche raro albero consumare il magro pasto a base di polenta e formaggio. Il padre, prima di riprendere il lavoro, allungava un po' di vino con l'acqua. «Piete, naredi dobro cri. Bevete, fa buon sangue», diceva ai ragazzi prima di porgere loro il bicchiere. Di sangue buono il vecchio doveva averne sicuramente parecchio. Tutta quella fatica al ragazzo non pesava. A lui piaceva lavorare sodo. Mai si era sentito un suo lamento per il troppo caldo o la troppa fatica. No, Bertaj lavorava silenzioso, a testa bassa e a ritmo costante. Quel corpo minuto era pilotato da una volontà di ferro. Era silenziosamente spronato da un unico desiderio. Quando l'autunno giungeva nelle valli, annunciato dal canto dei merli e dai colori caldi del faggio, a Bertaj si illuminava lo sguardo. Per il ragazzo quello era il periodo più bello dell'anno, non per il buon vino, né per le feste, e nemmeno per la fine della calura e degli sfalci. No, lui adorava l'autunno per una sola cosa: la caccia. La notte, nel caldo del suo giaciglio, ascoltava i passi del padre, che sceso dal letto si recava giù in cucina. Lo sentiva armeggiare con il fucile, quietare il cane, che già uggiolava impaziente, e poi, preso lo zaino, uscire chiudendosi la porta alle spalle. Ancora avvolto nelle coperte, sentiva le voci in strada degli altri cacciatori che si incontravano nella piazzetta del paese. Lì, in quella notte che condensava il respiro, attendevano fumando gli altri membri della squadra, per poi recarsi assieme all'osteria. Una grappa per levare il freddo dalle ossa, ed erano dunque pronti a incamminarsi nel gelido buio autunnale. Talvolta, e poi sempre più spesso, il vecchio si portava dietro Rick. Partivano la mattina ancora prima dell'alba e rientravano a tarda sera. A volte rientravano con qualche quarto di carne e una bella storia da raccontare, altre volte a mani vuote, con silenziosi musi lunghi. Ma indipendentemente da come fosse andata la caccia, Bertaj era sempre lì ad attendere, smanioso di sapere ogni dettaglio di quell'invidiabile giornata. Non era poi tanto difficile far parlare padre e fratello, perché bene o male che fosse andata, la sbronza la portavano comunque sempre a casa, e si sa, la sbronza rende ciarliero anche il più deluso fra i cacciatori. Nel cuore di quelle notti di caccia, quando Rick era silenziosamente intento a prepararsi, cercando di non svegliare il fratello, Bertaj nel letto accanto fingeva di dormire. Mai avrebbe voluto che il fratello vedesse il suo sguardo, carico di una tristezza che nemmeno l'oscurità della stanza avrebbe potuto celare. Un paio di volte il ragazzo chiese al padre di portarlo con sé. Ma la risposta fu sempre la stessa: «Sei troppo piccolo, il prossimo anno», diceva. L'età però non c'entrava un bel niente. Era la corporatura del ragazzo il problema. Il vecchio temeva che se avessero avuto la fortuna di prendere un cinghiale o un camoscio, l'esile figlio avrebbe potuto sollevare ben poco, rischiando di diventare lo zimbello del paese. Così Bertaj, che non si lasciava certo dissuadere da 4 scuse, decise di lavorare sodo, fino a quando avrebbe ottenuto i soldi necessari all'acquisto di un fucile tutto suo. Sarebbe andato a cacciare per i fatti suoi, dimostrando ai compaesani che non gli serviva certo l'approvazione o men che meno il permesso degli altri per andare a caccia. Era questo il desiderio che lo spingeva a lavorare senza sosta, senza curarsi della fatica e della stanchezza. Così era Bertaj.
Una primavera vennero nelle valli genti ricche, di pianura, addirittura provenienti da quella lontana regione del centro Italia chiamata Toscana. Cercavano falciatori, dissero. Andarono senza dir nulla su per quei gialli prati battuti dal sole e lì, senza troppe cerimonie né avvisi, si misero a guardare i falciatori all'opera. Dopo mezza giornata di lavoro ne scelsero 10. Il giovane gracile, che rispondeva al nome di Bertai, era nel gruppo. Allora aveva 17 anni. Partiva così per 3 mesi di lavoro in quella remota e sconosciuta regione. Salutato il padre con una stretta di mano, un abbraccio alla madre e al fratello, Bertai, in capo a 3 giorni, si ritrovò a falciare quegli immensi pianori toscani. Al ragazzo tutto ciò non pareva vero. Ogni notte, nel camerone dove dormiva con la squadra, pregava e ringraziava la Madonna per la fortuna a lui concessa. Con l'ingenuità della fanciullezza non si rendeva conto che l'artefice del suo destino era lui, e lui soltanto. Così, animato dal sentire che il suo desiderio era sempre più vicino alla realizzazione, il giovane valligiano falciava ogni giorno con animo e sorriso. Di lui saltavano subito all'occhio l'enorme cote alla cintura, resa ancora più grande dalla sua piccola stazza del ragazzo, e un'allegra melodia che sempre usciva dalle labbra. Ai padroni non sfuggirono le caratteristiche e lo spirito di quella mezza cartuccia e lo presero a poco in simpatia. Trascorsero circa 2 mesi. Bertai, nei giorni di riposo, scriveva regolarmente a casa, salutava il padre, la madre e il fratello, raccontava loro di quanto buoni fossero i padroni e di come si trovasse bene con la squadra dei valligiani, che lo avevano nominato loro mascotte. Infatti anche loro avevano scoperto e apprezzato lo spirito e l'abilità del giovane lavoratore. Fu in questo periodo che Anselmo Landi, il più vecchio fra i padroni, propose a Bertai quella che sarebbe poi stata l'avventura più grande della sua vita. «Vieni a caccia con noi?» gli chiese pacatamente. «Porti i cani», aggiunse poi con un tono di chi non aspetta repliche. Un tono che veniva però tradito dal guizzo allegro di quegli occhi, da esperto cacciatore. Al ragazzo lo sguardo si riempì di gioia, una gioia candida, simile a quella di un bambino la sera di Natale. Balbettò qualcosa di incomprensibile prima di riprendersi ed esclamare un sì, carico di entusiasmo. «Bene», rispose il vecchio compiaciuto, «allora ci vedremo fra 3 giorni». Bertai non credeva a quello che stava per accadere. A caccia con i ricchi padroni. Nessuno in paese ci avrebbe mai creduto. Per i restanti 3 giorni faticò non poco a prendere sonno, troppo impegnato a fantasticare su grosse prede e tiri da distanze impossibili. Alla vigilia della caccia, poi, non dormì proprio. Il giorno designato si ritrovarono tutti nel piazzale della tenuta Landi. La notte ancora non aveva lasciato il passo all'alba. Erano una dozzina circa, e più della metà avevano l'aria di essere esperti cacciatori. Dietro mustacchi imponenti se la ridevano e raccontavano aneddoti, con quello strano accento che Bertai faticava a capire. Le vecchie giubbe, consunte, testimoniavano anni e anni di battute di caccia, fra boschi e sottoboschi, dove roverelle e querceti creavano un intricato e ostile ambiente, noto come Maremma, il regno del cinghiale. 4 invece erano palesemente i novellini, sbarbatelli, a cui era stato affidato l'ingrato compito di cagnaro, ovvero di colui che conduce il cane a stanare il selvatico, per poi farlo muovere nelle poste o zone di tiro dove in trepida attesa si trovano i cacciatori esperti. Male in arnese e con poca esperienza in saccoccia, i 4 cagnari erano muniti di coltello e borraccia, lo stretto necessario per svolgere il proprio compito senza intralciare nessuno. Ma a Bertai tutto questo non importava. La luce nei suoi occhi non era diminuita di intensità, nemmeno quando gli affibbiarono la cagna. «Attento, ragazzo», gli disse un cacciatore, dal baffo impomatato, ma dal sorriso sincero.
È giovane e inesperta, ma non farmela scannare, concluse, porgendo al valigiano un guinzaglio con all'estremità una frenetica cagnetta piena di vita. Il ragazzo guardò quella bestiola, bruna, di medie dimensioni, che tutta tremante lo guardava a sua volta, dimenando la coda a più non posso. Le larghe orecchie cadenti e gli occhietti azzurri e svegli fecero nascere un sorriso sul volto di Bertai, che chinandosi le sussurrò dolcemente: «Ciao, piccola». «Si chiama Margie. È un segugio dell'Appennino», disse il proprietario, vedendo la simpatia spontanea che il ragazzo provava per il cane. «Bene», parlò Anselmo, «si parte». Gli uomini si avviarono assieme, scomparendo nel buio. I vecchi davanti, identificati dalla rossa brace di sigaretta che ritmicamente avvampava nella notte, o da qualche più occasionale borbottio di dialogo. I giovani dietro a cercare di gestire i cani, che già nell'aria annusavano la frenesia della caccia. Le dimensioni di Bertai, questa volta, avevano giocato a suo favore. La bestiola a lui affidata era esile e spaurita come lui. Peggio era andata ad un altro novellino, il quale, poco più avanti, cercava di trattenere un nervoso segugio italiano, che tirava con tutte le sue forze. Impennandosi più volte, l'animale pareva quasi volersi soffocare, con il suo stesso guinzaglio, indifferente del fatto che più strattonava e meno aria gli entrava nei polmoni. A poco servivano le bestemmie e le maledizioni che il giovane cagnaro in difficoltà rivolgeva all'irruento quadrupede. Ovviamente maledizioni a denti stretti, digrignate sottovoce per non offendere l'anziano padrone del cane, che si trovava a pochi metri più avanti. Sicuramente per quel cagnaro la giornata sarebbe stata a dir poco eterna. Camminarono tutti assieme per quasi un'ora, prima di separarsi. Poi Bertai proseguì con Renzo, uno dei fratelli Landi, il quale a bassa voce gli spiegò cosa avrebbe dovuto fare. «Prosegui in direzione est, non appena vedi sorgere il sole», disse l'uomo. «Il resto lo farà il cane», concluse. La spiegazione fu la frase più lunga che Renzo pronunciò durante il tragitto. Ma non perché fosse scontroso o avesse in antipatia il ragazzo, no. A Renzo piaceva ascoltare la voce della natura, e questo al valigiano non dispiaceva affatto. Il viaggio proseguì, ascoltando la notte. Ogni tanto il lontano abbaiare del capriolo catturava l'attenzione dei due uomini. Altre volte l'urlo macabro della civetta risvegliava, nella mente del giovane, antiche storie ascoltate attorno al focolare domestico. Margie, di tanto in tanto, fiutava qualcosa ugiolando, ma con ferma dolcezza Bertai la riportava in movimento. Renzo annuiva soddisfatto. «Ecco ragazzo, questo è il punto», annunciò Renzo fermandosi. «Sistemati qui e attendi il sole. Alle prime luci dell'alba cammina verso est», gli ricordò l'uomo, prima di proseguire e scomparire nel buio pesto. Bertai si sedette su una pietra e si tirò la giacca sopra le orecchie. L'aria fredda gli annunciava che l'autunno era ormai alle porte. Guardò il cielo stellato, così profondo e così distante, immenso. Lui si sentì così piccolo, solo e così lontano da casa, che per un attimo la malinconia lo avvolse. «Vieni, bella», disse tirandosi la cagnetta vicino. Lei gli sfiorò le mani con il naso freddo e morbido. Dopodiché si acciambellò al suo fianco, posandogli il muso sulla gamba. Lui la carezzò, piano la testa, ascoltando il suono pacato e melodioso del suo respiro. La malinconia lasciò spazio a una sensazione di pace. Il lugubre verso di un gufo ridestò Bertai dal sonno in cui era scivolato,
Attorno tutto era ancora buio e freddo. Il suono si ripeté nuovamente, più vicino. Prepotenti si insinuarono nella mente del ragazzo i ricordi di casa, le serate passate accanto al focolare, ad ascoltare le storie di streghe, la storia della crivapeta Teresa, che nel pozzo trascinò chi la uccise, e le storie dei vari scatrie, morti non battezzati, che per gioco facevano smarrire chi li incontrava. Un brivido freddo percorse l'intero corpo del ragazzo, facendolo tremare nel profondo, giù, fino nell'anima. Ogni singolo fruscio di bosco era ora per lui un sussulto. Ogni verso notturno era un innaturale sinistro grido. Stupido, si ammonì. Ma proprio ora devi pensare a queste favole per bambini, si disse cercando di darsi coraggio e ottenendo ben scarsi risultati. La sensibile Margie, avvertendo la paura del ragazzo, si svegliò, si stiracchiò e si mise a sedere. Gli occhietti docili della bestiola erano fissi su quelli di lui. Scodinzolò e gli assestò una leccata sul mento. Tutta la paura ancestrale, provata fino ad allora, si dissolse in una risata colma di gratitudine per essere stato destato da quel vortice di pensieri bui e ricondotto gentilmente alla tranquillità. E a ricondurlo lì era bastato l'amore di un cane. Rise, grato di quel momento, e abbracciò il quadrupede, sentendo con esso un legame più forte dell'amicizia. Così, seduto su quella pietra, Bertai vide l'orizzonte schiarirsi e a poco vide la notte dissolversi. Con le prime luci dell'alba, anche la voce del bosco riprese. Zigoli, fringuelli e cince annunciarono l'inizio di una nuova giornata. Bene, è ora di muoversi, disse il ragazzo alla cagnetta, alzandosi in piedi e stiracchiandosi. La liberò dal guinzaglio e la guardò aggirarsi fra i cespugli, indecisa se fosse più importante annusare o liberare la vescica. Bertai guardò i raggi di sole che si alzavano nel cielo, colorando di vita tutto ciò che sfioravano. «Andiamo, Margie», chiamò il cane, incamminandosi verso quella luce. La mattinata era tiepida e piacevole. Un bel cielo turchese veniva di tanto in tanto attraversato da qualche pigra nuvola bianca. Bertai camminava con le mani in tasca, immerso nei pensieri. Margie, attorno a lui, girava spensierata e curiosa, fiutando ogni cosa. Il resto lo farà il cane. Ma io ho qualche dubbio, sospirò Bertai, ricordando le parole del signor Renzo, mentre attorno Margie continuava a correre a destra e a sinistra, senza una parvente cognizione di causa. Di tanto in tanto la cagnetta gli si buttava fra i piedi, a pancia all'aria, in attesa di qualche carezza, e tutto questo non aumentava certo la fiducia del ragazzo sull'efficacia venatoria del cane. Procedendo così, fra un pensiero e l'altro, Bertai entrò in un bosco di roverelle e, mantenendo la direzione del levante, si calò nel fitto della vegetazione. Sapeva che ormai i cacciatori non dovevano essere poi così distanti. Qualche colpo di fucile lo aveva già udito durante la mattinata e sperava solo che i vecchi cacciatori avessero colto il bersaglio. Tutto questo pensare fu bruscamente interrotto dall'acuto latrato di Margie, un abbaiare nervoso e secco, tipico del segugio in traccia. «Margie!» chiamò il ragazzo, maledicendosi per aver perso di vista l'animale, tra l'altro nemmeno suo. Sapeva che se fosse accaduto qualcosa alla bestiola avrebbe passato un mare di guai, ma non era tutto. Ora quella cagnolina era davvero affezionato e mai avrebbe voluto che le capitasse qualcosa. Un altro latrato indicò al cagnaro la direzione da prendere e, senza pensarci due volte, si mise a correre a testa bassa nella vegetazione più fitta, ferendosi mani e volto in quell'intreccio di rami e sottobosco. Graffiato e affannato, il ragazzo attraversò quella rete di arbusti, sbucando davanti a una parete di roccia calcarea, alta quasi 3 metri. Poco più avanti,
dove questo muro di pietra creava una rientranza simile ad un imbuto, vide ciò che cercava e ciò che più temeva. Margie, inferma, aveva chiuso in questa strettoia un cinghiale adulto, che immobile continuava a far schioccare le mandibole, come a manifestare il suo nervosismo. Continuando a latrare e muoversi, la cagna impediva al selvatico di uscire da quella trappola naturale, ma Bertai sapeva che lo stallo non sarebbe durato molto. Il cinghiale si sarebbe presto stancato del gioco e avrebbe preso l'unica via di fuga possibile, caricando e demolendo tutto ciò che avrebbe trovato al suo passaggio, cane e cagnaro compresi. Al ragazzo era capitato di sentir voci di cani uccisi da cinghiali e addirittura di cacciatori che avevano esalato l'ultimo respiro troncati da quelle zanne acuminate. Sapeva che i denti del cinghiale erano affilati come rasoi. Per anni i denti inferiori si sfregano con quelli superiori, creando vere e proprie lame, in grado di aprire e lacerare qualsiasi tipo di carne. Nella sua mente, Bertai percepì un insieme disordinato di pensieri e paure, come paralizzato da un potente veleno. Il ragazzo si ritrovò nel panico. Il tempo non si fermò, né le cose si mossero a rallentatore. No, Margie continuava a latrare e il selvatico a sbattere minaccioso le mascelle, tutto in un precario equilibrio. Solo il ragazzo era irrigidito nell'incertezza: andare a chiamare aiuto o cercare di portare via il cane? Continuava ad arretrare nella presunta direzione dei compagni cacciatori, per poi riportarsi immediatamente vicino al cane al primo accenno di carica. «Aiutatemi!» gridò all'aria, cercando di sovrastare l'abbaiare frenetico del cane. «Ma cosa devo fare?» si chiese poi a voce alta, preso dalla disperazione. Finché accadde che l'equilibrio si ruppe, infrangendo quello stallo che pareva eterno. Il cinghiale, grugnendo di rabbia, caricò e la cagnetta, che seppur di esili dimensioni, di fegato ne aveva da vendere, gli si attaccò all'orecchio. Gli strilli acuti del selvatico si levarono alti in quel sereno cielo toscano. Il cinghiale scuoteva il muso da parte a parte, cercando di scollarsi di dosso Margie, che attaccata alla pelle, coriacea dell'orecchio, non mollava la presa. Bertai, quasi paralizzato, osservava la scena, immobile, incredulo. Poi in lui qualcosa si mosse, colpito da quanto cuore avesse quella cagnetta, che per lui tutto avrebbe dato. Decise che non avrebbe più avuto paura. Estrasse il pugnale, che aveva alla cintura, e serrò bene le dita intorno a esso, mentre le nocchie bianche stringevano quel manico in legno di nocciolo. Decise che non avrebbero mai mollato la presa. Balzò a fianco della bestia, in mezzo a quella zuffa furibonda, e pugnalò con forza il cinghiale prima di ritirarsi rapidamente. Di ciò che ci si aspettava nulla accadde. Né uno strillo, né un tentativo di fuga, né di carica, nulla. Pareva che la bestia non l'avesse nemmeno sentito. Allora nel ragazzo svanì quell'ultimo rimasuglio di prudenza, chiamato istinto di sopravvivenza. Si portò alle spalle del cinghiale, che ancora era alle prese con la povera Margie. Risaldò la presa del pugnale, ora intriso di sangue scuro e viscoso, e balzò sulla preda, conficcando la lama dietro la spalla anteriore destra. Fu un attimo. Il bestione ebbe un sussulto, simile a un fremito, e poi crollò sul fianco, scalciando. Bertai cadde con lui, rimanendo sulla schiena della bestia. Margie, resa cieca dalla frenesia della situazione, continuava ad azzannare l'orecchio dell'animale. Quando i cacciatori giunsero, rimasero a bocca aperta, vedendo ciò che era successo. Mai si era sentito di un cagnaro che avesse ucciso un cinghiale a colpi di coltello, ancor meno un cinghiale maschio di quelle dimensioni. E quei cacciatori di storie ne avevano sentite parecchie.
La cena che si fece durò fino a tarda notte. Tutti vollero stringere la mano al ragazzo, che aveva compiuto un gesto tanto eroico quanto avventato. A Bertai toccò raccontare l'accaduto, almeno una ventina di volte. Più aumentavano i bicchieri di Chianti, più la storia si arricchiva di particolari avvincenti. «All'arma bianca!» ghignavano i veterani, ogni volta che Bertai raccontava il momento culminante della storia. I vecchi cacciatori, ormai sbronzi, ordinarono al ragazzo di non levare mai più il sangue da quel coltello del manico in nocciolo, ormai diventato per loro una vera e propria reliquia. Durante uno dei tanti giri di gappe, il vecchio dai baffi impomatati e dal sorriso sincero si avvicinò a Bertai. Tirando dalla pipa scura, lo guardò per un attimo fisso negli occhi, come a volergli leggere nell'anima. Sorrise un poco, emettendo poi una nuvoletta di fumo dal forte aroma di castagna. Bertai, certo che il vecchio con quell'occhiata avesse intuito il livello di sbronza che cercava con scarsi risultati di nascondere, provò a giustificarsi. «Non sono abituato a bere», iniziò a dire in modo impacciato. L'uomo fermò la confessione sul nascere. «Non ti preoccupare, col tempo imparerai anche questo», disse, facendo muovere di gusto i grossi baffi. Poi continuò: «Quello che hai fatto oggi ha dell'incredibile. Non lo so se io avrei fatto lo stesso per quella cagnetta, quindi ho pensato sia giusto lasciarla nelle tue mani». A Bertai quelle parole parvero impossibili, forse erano frutto della sbronza, ma il vecchio continuava a fissarlo fra una pipata e l'altra, in attesa di una risposta. «Signore, ne sarei felicissimo, ma...» iniziò il giovane valigiano. «Bene, allora è tua, è deciso», sentenziò il cacciatore, prima di andarsene con passo leggermente traballante. Bertai avrebbe voluto uscire e andare ad abbracciare quella bestiola, che in un solo giorno aveva imparato ad amare, ma sapeva che la stanca Mergi stava ora riposando da una lunga e faticosa avventura, e così rimase lì fermo, con un sorriso sul volto e uno nel cuore. Giunse il tempo per la squadra di falciatori di rientrare nelle valli. I fratelli Landi salutarono e ringraziarono uno a uno gli uomini che per 3 mesi avevano falciato quegli infiniti prati toscani. A Bertai Anselmo disse: «Torna a trovarci quando vuoi, sarai sempre benvenuto». Fu l'ultima volta che si videro. Si sa, le parole volano nell'aria, più veloci del vento, e basta un sussurro a farle volare. Ritornato in quelle valli, nel paese natio, Bertai trovò occhi diversi a guardarlo, occhi che non volevano più un piccolo e sparuto ragazzo da canzonare. Trovò sguardi silenziosi di approvazione e stima da parte degli adulti e sguardi di amicizia e ammirazione da parte dei coetanei. Da allora, e per i molti autunni a seguire, il vecchio padre portò a caccia con sé entrambi i figli. Di una storia non importa la provenienza, se sia vera solo in parte o frutto di fantasia. Quel che davvero importa è che sia in grado di tenerci lì, incollati a una sedia, con l'orecchio ben teso, ad ascoltarla, che crei quell'incertezza del come andrà a finire, ma soprattutto che regali emozioni. Al vecchio cacciatore, dal capo ormai bianco, chiesi solamente una cosa: «Cosa hai provato quando l'hai pugnalato a morte?» Mi rispose: «Volevo gridare con tutto il fiato che avevo in corpo». E poi con lo sguardo di chi ritorna indietro, di molti anni, aggiunse: «E non ricordo se l'ho fatto». Hai ascoltato uno dei 13 racconti del libro All'ombra del Mataiur di Giuliano Citti, di KV Edizioni. Musiche di questa puntata podcast di Giulio Cudicio.